Buongiorno a tutti. Allora, con oggi cominciamo un cammino per imparare a giocare al gioco del Go. Cos'è brevemente il gioco del Go? Il gioco del Go è un gioco di strategia pura, antichissimo, si stima sia stato inventato circa 3000 anni fa in Cina ed è molto diffuso in Asia, tipicamente in Cina, in Corea e moltissimo anche in Giappone. Tant'è che tra i giocatori più forti al mondo vengono proprio da quelle zone lì. Il Go è appunto un gioco di strategia pura, forse uno dei primi giochi da scacchiera mai inventati ed ha delle regole in sé molto semplici, però riuscire a sviluppare poi una partita, nonostante le regole di gioco siano molto semplici, riuscire a sviluppare una partita a livelli diciamo medi o comunque medio-alti è estremamente complesso e ci si arriva per stadi. Ecco, cominciamo quindi con questa prima lezione introduttiva, ne seguiranno poi altre in base ai tempi che riuscirò a dedicare a questo progetto. Partiremo quindi proprio dalla base, dalle regole principali, per poi andare avanti con dei primi principi strategici e mi aiuterò per raccontarvi queste cose, mi aiuterò con un libro che è considerato un po' un punto di riferimento storico perché è stato scritto molti anni fa ed è appunto considerato per chi comincia un buon punto di partenza perché insegna proprio i primi principi di base. Il libro in questione è questo e si tratta per l'appunto del Lessons in the Fundamentals of Go di Toshiro Kageyama, settimo Dan, ed è appunto un libro che ci indica inizialmente che passi fare proprio strategici per poi cominciare a sviluppare anche un metodo di gioco nostro. Non mi resta altro quindi che augurarvi una buona visione, di ringraziarvi anche per l'attenzione che vorrete prestarmi e buon divertimento con il gioco del Go. Allora, cominciamo questa lezione, chiamiamola così, introduttiva al gioco del Go. Allora, il gioco del Go, per fare una piccola premessa, si basa su delle regole di gioco molto ma molto semplici da apprendere, a differenza penso ad esempio del gioco degli scacchi dove bisogna comunque memorizzare per ogni singolo pezzo come si muove nella scacchiera e come poi mangia, ovvero come cattura gli altri pezzi. Nel gioco del Go le regole sono molto ma molto semplici. In virtù però di queste regole molto semplici, la partita che si può sviluppare, soprattutto in una scacchiera regolamentare, che è quella che state vedendo in questo momento, che è composta da 19 per 19 incroci, può risultare molto complicata. Ecco quindi che bisogna imparare molto bene le basi per poi sviluppare col tempo un metodo di gioco che ci porti a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Cominciamo innanzitutto appunto col dire cosa servono gli incroci. Ecco, per un occidentale che si vuole prestare al gioco del Go, che vuole cominciare questo cammino al gioco del Go, possono esserci due approcci un po' fuorvianti. Perché noi generalmente in Occidente siamo abituati a giocare generalmente a dama o a Otello, per cui le pedine, che sono queste, io le chiamo pedine
per farvi questa, diciamo, lezione introduttiva. In realtà si chiamano pietre. Cominciate già a imparare già da adesso che noi quando menzioniamo le pedine del Go non le chiameremo pedine, ma le chiameremo pietre. Come dicevo prima, nel gioco della dama o di Otello, per farvi due esempi a noi più familiari, le pedine si giocano nei quadrati. Ok? Ecco, nel Go si giocano negli incroci. La seconda cosa un po' fuorviante è che, ad esempio, nel gioco degli scacchi e della dama comincia sempre il bianco, mentre nel Go, per tradizione, comincia sempre il nero. Il nero alla prima mossa. Ok? Fatte queste doverose premesse, comincio ad introdurvi i principi fondamentali del Go. Allora, abbiamo detto che il Go si gioca utilizzando le pietre e mettendole negli incroci. Se io ad esempio metto una pietra in questo incrocio, questa pietra avrà 4 libertà, ovvero tutti gli incroci adiacenti rappresentano le sue libertà. Quindi una pietra giocata in questa posizione ne ha 4. Una pietra giocata ad esempio in questa posizione ne ha 3. Una pietra invece giocata in questa posizione ne ha 2. 1 e 2. Solo gli incroci adiacenti. Quelli diagonali non sono considerati delle libertà. Cosa succede però? Che anche per mezzo delle pietre avversarie, per cui ad esempio il bianco, possiamo andare a ridurre le libertà. La cosa è reciproca ovviamente. Ecco che quindi in questi esempi avremo che qui le libertà di nero, che inizialmente erano 4, sono diventate 2, qui che erano 3 sono restate 1 e qui che erano 2 sono restate 1 anche qui. Ed ecco che qui subentra il primo principio fondamentale del Go. Quando l'ultima di queste libertà viene tolta per mezzo di una pietra avversaria, per cui qui, qui e qui, la pietra viene catturata e depositata dalla propria parte. Alla fine della partita tutte le pietre catturate verranno sommate al calcolo del punteggio. Come per la singola pietra, anche un gruppo di pietre gode degli stessi diritti. Cos'è un gruppo di pietre? Se io ad esempio ho una mia pietra qui e ne connetto un'altra sfruttando un incrocio adiacente in qualsiasi direzione, per cui così, 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 ad esempio, così, creo un gruppo di pietre tutte connesse e le libertà di questo gruppo si saranno moltiplicate ovviamente rispetto alla singola pietra centrale. Per cui ad esempio qui ho un gruppo di 6 pietre che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 libertà. Come vi dicevo prima, le diagonali non sono considerate delle libertà. Di conseguenza, se bianco riuscisse con le sue pietre
a circondare tutto il gruppo di nero esattamente con lo stesso principio della singola pietra. Ecco, vedete, qui adesso c'è una sola libertà, bianco cattura tutto il gruppo di nero. Compresi questi due principi fondamentali, facciamo un passo in più. C'è una regola nel Go, anche questa molto semplice da comprendere, che è la regola del suicidio, viene denominata regola del suicidio. In cosa consiste questa regola del suicidio? Poniamo ad esempio che ci sia bianco che ha una forma del genere. Ecco, questo spazio interno è particolare perché se nero volesse giocare lì, metterebbe una pietra in un punto che avrebbe già sul nascere 0 gradi di libertà. Vedete? Ecco, la regola del suicidio prevede che non si possa giocare una pietra in un posto in cui questa pietra avrebbe già sul nascere, diciamo appena posata, 0 libertà. Con un'eccezione. E l'eccezione è la seguente. Poniamo che bianco abbia sempre questa forma e che nero lo abbia circondato tutto. Vedete, l'unica libertà di bianco è questa centrale. Ecco, l'eccezione consiste nel fatto che se noi avessimo una forma del genere, ad esempio, nero può giocare in quel punto, anche se sarebbe virtualmente un suicidio, se questa giocata gli permette di togliere l'ultima libertà a bianco. Allora in questo caso nero, giocando lì, catturerebbe le pietre di bianco. Ecco che questa regola ci introduce all'ultimo concetto fondamentale del Go. Se noi abbiamo una forma, ad esempio, di questo genere, e nero la volesse circondare tutta, scusate, questa forma qui, più semplice. Qui non ho messo una pietra di nero perché, come vi accennavo prima, questa non è una libertà. Ecco, state attenti adesso. In virtù di questi due piccoli spazi che hanno solo un incrocio ciascuno, vi ricordate prima nella forma centrale c'era un unico spazio internamente. In questa forma qui invece abbiamo due spazi separati. Allora, per la regola del suicidio, di cui vi parlavo prima, nero non può giocare qui, perché bianco avrebbe sempre una libertà. Però nero non può giocare neanche qui, perché bianco avrebbe sempre questa libertà qui. Ecco che un gruppo di pietre che ha delle caratteristiche simili è praticamente invincibile, non potrà mai e poi mai essere catturato
fino alla fine della partita. Di conseguenza tutte le pietre che bianco connette al suo gruppo, e bianco qui può camminare e può spaziare per tutto il Goban. Non so se l'ho detto, ma la scacchiera del Go si chiama Goban. Tutte le pietre che sono connesse a questo piccolo gruppo vivranno. Questi due spazi qui si chiamano occhi. Ecco quindi che è importante riuscire a creare dei gruppi durante la partita vivi, ovvero che abbiano almeno due occhi. Due occhi sono sufficienti per vivere, mentre un occhio solo, ahimè, non è sufficiente, come abbiamo visto prima, perché se io avessi un gruppo che ha un occhio solo, vale l'eccezione della regola del suicidio, per cui in questa posizione catturerei le pietre. Bene, queste sono grosso modo le regole del Go che ci permettono già da subito di provare a fare delle partite molto semplici. Allora, per cominciare a giocare esistono dei Goban un po' più piccoli come questo, che invece di avere 19x19 incroci ne hanno solo 9x9. Questo permette di fare delle partite molto più veloci e anche dal punto di vista didattico molto più propedeutiche. Anche se ci sono dei giocatori molto bravi che si specializzano nel fare partite molto veloci in Goban così piccolini. Ce n'è anche una versione intermedia che ha 13x13 incroci. Per cui una partita su un 13x13, che fate conto è grande più o meno così, ci permette di fare una partita comunque soddisfacente, sviluppare bene il nostro disegno sul Goban, però in tempi un po' più ristretti. Capite queste regole, bisogna anche capire però lo scopo del gioco, ovvero come si vince a Go. Ecco, sempre noi occidentali, soprattutto quando cominciamo a giocare a Go, siamo sempre fuorviati dal fatto che appunto la nostra cultura generalmente ci porta a giochi a noi più vicini, come ad esempio la dama, come vi accennavo all'inizio. Come si vince nella dama? Catturando tutti fondamentalmente i pezzi o quanti più pezzi possibili al nostro avversario, fino appunto a catturarli tutti o a ridurne il numero a tal punto che l'avversario è costretto a ritirarsi. Ecco, nonostante anche nel Go la cattura delle pietre avversarie vada ad incrementare il nostro punteggio finale, in realtà l'obiettivo non è principalmente quello di catturare, ma la cattura è un'azione propedeutica a sviluppare invece la strategia principale, che è quella di conquistare quanto più territorio del Goban possibile. Come si conquista questo territorio? Allora dobbiamo fare un attimo una digressione un po' naif, passatemi il termine. Dobbiamo immaginare che il Go sia un'isola circondata dal mare. Tutto quello che è fuori dalla prima linea è il mare. E tutta la scacchiera, quindi tutto il Goban, è un territorio da conquistare. E gli incroci sono delle coordinate nelle quali noi posizioneremo un nostro soldato a fare la guardia al nostro territorio. Allora capiremo bene che all'inizio, quando il Goban è completamente vuoto, l'isola è completamente vuota, è anche un po' difficile riuscire a determinare questo territorio da dove a dove va. Però per farvi un esempio molto semplice, se una partita dovesse cominciare ad esempio in questo modo qui,
perfettamente bilanciata, ecco vedremo che avremo dei soldati neri che stanno difendendo questa parte di territorio, questa parte di isole, e dei soldati bianchi esattamente speculare che va a proteggere questa parte di isole. Questa parte centrale invece non è a questo punto della partita ancora di nessuno, perché è confinante con il nero e anche con il bianco. Questo è un caso ideale in cui abbiamo una posizione perfettamente speculare. Però se la partita dovesse essere un po' più, diciamo, combattuta, potremmo avere, dopo le prime due mosse, toccherebbe ancora al nero. Allora il nero potrebbe certo estendersi, il bianco anche, ma il nero potrebbe tentare già da questo punto di provare ad insinuarsi dentro il territorio di bianco. Allora il bianco sarebbe costretto a proteggere, a mettere una sua guardia, chiamiamola così, una sua guardia all'interno del suo territorio, al confine del suo territorio. Allora nero potrebbe tentare un attacco da quella parte e bianco dovrebbe difendersi. Però nero a questo punto, vedendo questo suo soldato solo e solitario contro due dei suoi, del bianco, allora potrebbe dire: facciamo in modo che venga connesso verso le retrovie, in modo che sia un po' più forte. E allora bianco potrebbe sfruttare questa mossa un po' debole di nero, perché è una mossa di rinforzo, potrebbe prendere in contropiede nero per cominciare lui a sua volta, a questo punto, ad attaccare nero e a portarsi verso il centro per poter entrare lì. E allora nero, ad esempio, potrebbe fare una mossa del genere. Bianco potrebbe incalzarlo, allora nero andrebbe a chiudersi. Bianco andando qui potrebbe minacciare di entrare lì, allora nero si chiude. Ecco, vedete che nero sta rinforzandosi e preservando questo suo territorio, però bianco con queste sue giocate è riuscito sia ad intimidire nero al punto di farlo chiudere, però automaticamente sta anche guadagnando territorio qui, perché adesso bianco potrebbe ad esempio minacciare questa pietra qui togliendogli un'altra libertà. Ecco che questa pietra ha solo due libertà, per cui è un po' in pericolo, allora nero sarebbe costretto a scappare verso dietro e allora bianco per esempio lo incalza e nero, che è prudente, va dietro per connettersi al suo gruppo principale. Allora bianco lo incalza da questa parte perché vuole entrare qui e allora nero si chiude. Ecco che a questo punto bianco potrebbe considerare le sue azioni, diciamo, di attacco concluse e va a rinforzarsi. Nero in realtà avrebbe ben poco da fare, perché gli basterebbe ad esempio chiudersi in modo che bianco non vada, bianco si chiude lì, nero si chiude qui. Ecco che qui ad esempio una partita potrebbe essere conclusa, bianco potrebbe chiudersi qui, in questo modo qui. Come si conclude una partita a Go? Una partita a Go si conclude quando i due avversari dicono contemporaneamente passo uno di seguito all'altro. In qualsiasi momento della partita chiunque può dire passo. Se entrambi dicono passo, la partita si chiude e contiamo i punti. Come si contano i punti? Ecco, tutti gli incroci che sono rimasti liberi da un lato e dall'altro determinano i punti. Per cui in questo caso bianco ha fatto, questi sono 9 incroci, quindi 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 punti, mentre nero ne ha fatti 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Sono pari perché questo qui e questi due qui sono dei punti di nessuno, perché confinano con entrambi
con entrambi i colori, diciamo con nero e con bianco. Ecco, questa è l'introduzione al gioco del Go. Più avanti vedremo anche delle prime tattiche di base per capire come fare delle invasioni e anche come poi riuscire a sfruttare il principio degli occhi per far vivere i gruppi, che in questo caso non si sono formati. Poi vi spiegherò perché. Questo era solo un esempio per farvi capire mediamente in una partita come si procede e come appunto questi occhi diventano fondamentali per portare avanti una partita, non tanto nel Go-Ban del 9x9, ma molto di più in quello del 19x19, perché gli spazi sono molto grandi e quindi la situazione cambia sostanzialmente per il fatto che dobbiamo utilizzare le nostre pietre su uno spazio molto più ampio. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.